siete sintonizzati sui 96.5 FM, contemporaneamente sulle nostre frequenze DAB+, ma anche sul nostro sito radiocitadella.it e sul canale 94 in tutta la Puglia e Basilicata. E adesso ci spostiamo Martina Franca, perché il 28 marzo irrompe sul palco Algoritmo, questa sofisticata e divertente commedia con una coppia irresistibile composta da Raffaello Tullo e Martina Salvatore. Io qui ho in video collegamento Raffaello Tullo. Ciao Raffaello, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, il 28 marzo a Martina Franca al Teatro Nuovo ci sarete tu e Marti. Ci racconti un po' come... Sì, ci siamo quasi. Sì, è la storia di un uomo solo, poco risolto, un uomo un po', diciamo, poco a fuoco, che all'improvviso riceve, senza che nessuno lo avesse avvisato, un pacco gigante che contiene, lo scopriamo poi durante questa commedia, che contiene Marti, contiene questa umanoide generata dall'intelligenza artificiale con cui comincia una interazione. All'inizio lui è un po' disorientato e questo genera molto divertimento, perché insomma certo. Quando c'è diciamo incapacità di trovare soluzioni, c'è sempre un conflitto e questo fa ridere, questo genera risate banalmente. E poi questa interazione man mano diventa anche sempre più profonda, addirittura lui insegna la musica a Marti, a questo umanoide. E poi se ne innamora e poi alla fine si scopre che non ve lo posso dire, perché dovete venire assolutamente a vedere questo spettacolo, perché diverte, emoziona, ma soprattutto siamo io e mia moglie i primi a divertirci come bambini, perché davvero l'abbiamo scritto proprio su di noi. È bello, è bellissimo. Tra le altre cose pensa Raffaello, che mi hanno già scritto i vostri fan, che sono venuti 5, 6, 7 volte, non una volta, a vedere questo spettacolo, che dico, guarda, ma è bellissimo, è qualcosa di pazzesco, incredibile. Io vi seguo sui social, ad esempio su TikTok. Grazie. E vedo che avete comunque un grandissimo seguito, perché poi voi siete coppia nella vita reale, cioè siete marito e moglie. Quindi siamo coppia nella vita, e tutti i contenuti che vedete online sono esattamente quello che facevamo ancora prima di cominciare a pubblicare. Poi abbiamo banalmente acceso rec al cellulare e quello è diventato contenuto. Bellissimo. Ma sono assolutamente i nostri giochi, ci prendiamo in giro, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, però ci prendiamo sempre in giro, ci spottiamo e amiamo tanto giocare, e lo facciamo con la musica. Bene, per quanto io possa sottolineare anche il fatto che tu hai spesso delle idee geniali, e sicuramente insieme a Martina in passato parliamo anche di altri tuoi progetti di grande successo. In particolare questo spettacolo invita un po' anche a riflettere, no, sull'intelligenza artificiale, sul fatto che oggi noi stiamo cominciando a vedere questi nuovi robot realmente, e quindi diciamo magari se ce l'avessimo a casa eccetera. Poi mi ha fatto pensare, mentre parlavi, hai detto poi alla fine lui si innamora. Ti ricordi il film Io e Caterina con Alberto Sordi? Che c'era Alberto Sordi, ma non è stato l'unico. Non è stato l'unico film a raccontare, diciamo, questa passione fra uomo e macchina. Anche Hair. È vero. C'era uno che si innamorava di una chat, di quella che oggi è diventata ChatGPT. Guarda, è un'ispirazione molto facile che mi è venuta quando una volta ero a teatro, sono andato a vedere uno spettacolo, davanti a me c'era una signora che mi ha riconosciuto, mi ha parlato, mi ha raccontato un po' di cose sue, e una cosa che mi ha colpito molto di questo incontro è stata questa: io tutti i giorni do il buongiorno a ChatGPT, perché lui è molto gentile con me e quando mi risponde, e questa gentilezza mi migliora le giornate. Allora questa cosa mi ha, diciamo, colpito, ma mi ha anche intristito, perché ho pensato, cioè, l'uomo moderno è così solo, così diciamo lontano da se stesso, lontano dalle relazioni, che addirittura ha bisogno di affezionarsi a una stupida chat che ovviamente è programmata per dedicare attenzioni, per compiacere, e questo può essere anche molto pericoloso. E questo pericolo, con leggerezza, con divertimento, con creatività
e con bravura, diciamolo, anche perché tu sei pazzesco, ma lo Marti... hai detto tu, non l'ho detto io. Sì, ma Marti è spettacolare. Lo raccontiamo in questo spettacolo. Ma lei è spettacolare, se dovessero riprodurla non ci riuscirebbero, ma neanche secondo me con tutte le tecnologie di questo mondo, veramente lei è pazzesca. Anche questa è stata un'ispirazione autentica per questo spettacolo. Marti, ricordiamolo a tutti, è un ingegnere e ha sempre fatto l'ingegnere nella sua vita. Okay. Noi ci siamo conosciuti perché ci siamo incontrati per la prima volta anni fa in una scuola di danza, quindi lei era ingegnera con una passione per la danza. Quando abbiamo cominciato a frequentarci, a vivere insieme, anche quando ci siamo sposati, io ignoravo tutte queste qualità, solo che diciamo man mano che abbiamo vissuto la nostra quotidianità ho scoperto che cantava bene, che qualsiasi cosa le mettessi fra le mani a livello di strumenti musicali lei riusciva a emettere musica. Ho detto: amore, ma prova a fare questo, e lei imparava con una rapidità e una immediatezza assolutamente sorprendente. Da qui è nata l'idea per Algoritmo, questo umanoide che apprende anche la musica in maniera istantanea. Bellissimo, bellissimo. Guarda Raffaello, è uno spettacolo imperdibile, lo diciamo, il 28 marzo al Teatro Nuovo di Martina Franca, Raffaello Tullo e Martina Salvatore con l'Algoritmo, questo che così vi abbiamo detto, vi abbiamo spiegato, e Raffaello ci ha chiarito tutta una serie di cose che fanno parte proprio della loro realtà. Portarlo in scena non è così facile come sembra, vero Raffaello? Perché poi portare in scena una roba del genere, diciamolo, è un lavoraccio, è stato un lavoraccio pensarlo, è stato un lavoraccio metterlo in scena, ma ci siamo appoggiati a dei professionisti eccellenti, la regia di Marco Rampoldi, che è una persona con cui lavorerò credo per il resto della mia vita, perché mi sono trovato benissimo, ci siamo trovati benissimo, con la collaborazione alla regia è di Paola Ornati, il coautore Andrea Delfino, una squadra che replicheremo integralmente per il nostro prossimo spettacolo, perché questo spettacolo sta andando così bene che squadra che vince non si cambia. Ma soprattutto ci divertiamo come matti, perché io e Marti in scena siamo affiatatissimi è vero, si vede. Davvero amiamo quello che facciamo. Bellissimo, e questo è il regalo più prezioso che potete fare al pubblico. Grazie Raffaello, grazie a Martina. Ma anche il regalo più prezioso che la vita abbia fatto a noi. È vero, assolutamente. Grazie ragazzi, un abbraccio fortissimo a te Raffaello, un abbraccio a Marti, a Martina, e ci vediamo il 28 marzo a Martina Franca. Ci vediamo il 28 marzo. Ciao Annette. Ciao.